Mandi a Dux, io sono Desiree, sono una grande appassionata di architetture e proprio perché voi us farei conoscere alc di speciale. In uno dei vostri chiaminati spari centri di Udin, us è mai capitato di vedere una torretta tal quel del Castiel? Se la risposta è no, la prossima volta vi sai di tirare sul naso. Per un momento potete anche volare di chiala Instagram. Insomma, ovvio dare su una biele costruzione color modon, in plain stile post-neoclassic, con gourmet, biforis, triforis e una biele terrazze. Come che di Romeo e Giulietta. Sulla picchia de sos colonis, al slus un leon di aur cal segne l'aier. Sot de torrette, lanciamo un maraveos ort giardin a terrazze. Durà che il protagonista coltivava gli stelis alpinis per capire se podemin vivi anche dal clima di Udin. Stelis alpinis... a Udin. Ben, bulo. Dut cas, tornina no. O sto fevelando le torrette Malignani, un osservatorio meteorologico ancemò attivo. Cui mai varai al vivut in questi edifici? Proprio l'udinese Arturo Malignani, che chi, dagli ultimi anni della sua vita, si dedicava con costanza a esperimenti di chimiche e fisiche e tra suoi libri e strumenti sofisticati ha studiato nuove stelle con le sue rilevazioni dal tempo un'evore precisi, che la fa me Malignani e continua a fare anche mo voi. Malignani però non lascia da me questa ereditata e società. È stato un inventore curioso e pieno di snight. E le sue idee sono stati rivoluzionari per tutto il mondo. Sapevi che proprio Udin è stata la terza città in Europa a celebrare il funerale dal gas? Dal 1888, di fatto, Udin si impie in grazie dei lampadini, con una luce di una qualità eccellente. Beh, sì, la lampadina è brevettata di Edison e è riconosciuta già di qualche anno. Ma Udin è un giovane che ha giunto a questa invenzione anche di straordinaria. E questo giovane è proprio Arturo Malignani. Ciao mo, i Furlans hanno sempre qualcosa di più. Si sa, l'imprenditore appassionato di chimiche elettriche non ha neanche 30 anni quando ha brevetto il voete luce. O ben il voete assoluto dentro dei lampadini elettrici mediante un processo chimico. Questa invenzione permette una durata un'evore più lunga dell'uso delle lampadine e la sua fabbricazione industriale, geniale, anche Edison fa il chapeau al suo collega Furlan. Ti appena dite che i Furlan anche il cui in più, ma i progressi e le idee del Malignani non si fermano. E dal 1908 Udin crea la prima linea del tram elettrico, progettate e costruite proprio da lui. Prima, con la sua azienda Arturo Malignani Co., aveva brevettato un motore elettrico e perfezionato addirittura una macchina elettrica in stato di ciapà i 16 km/h. Sì, o sai che come i 16 km/h tu li fai col tricicli dal tuo cugino? Ma perché volte era come fevelare velocità de luz, tanto per restare in tema. E poi studi sul cemento, sulla cellulosa, progressi di centralini sperroisi de città. Insomma, un che col chiave non arrivava proprio a sta cuglietta. E manco male, perché proprio per lui il mondo ha conosciuto non come una luz nuova, ma il può anche moglioldi dai progressi, da invenzioni e dai idee straordinarie di un chiave e di un spirito tut furlan. Come che dal Malignani. Ok, gioventù, qui lascia mi piace che mio video. Fuarci con che polears, così si tornina a via in curt. Maman!